Ah, gli amici sono già partiti, ci hanno già abbandonato. Guarda che carino quell'Immer la Ceste, perché siamo pronti sempre tipo 40-50 minuti dopo di loro. Proprio bello anche il portabici. Questo qua non è italiano, 100% che non è italiano. Volano gli uccelli, volano nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime. Vedi, spiega ai miei clienti, questo è un logo serio, questo è un logo che va bene, sufficientemente stilizzato e riutilizzabile, ossia ridentificabile sia in verticale che in orizzontale. Il momento sprizzoso è anche culturale. Marco, cos'è che aveva detto il signore? Com'è che si chiama qui in Romagna? Non mi ricordo più. Il nome te me lo suo. Spritz bianco, aspetta, è tipo... Spazzone mi pare. Squazzone. C'è stato venire qua, ma non c'era birra, quindi c'era solo il vino. Ma per loro il vino era troppo forte, per cui allungavano il vino con l'acqua e lo chiamavano Spritzler, lo chiamavano. E poi col tempo è stato diminuito a spritz, ovviamente. Quindi te l'ho detto io sempre questa storia qua. Ecco perché. È storica questa qui. Ho fatto il militare a Padova, avevo il maresciallo che era un esperto di spritz. Dove l'hai fatto? Dove l'hai fatto? Piero Bon, anche io so tutto. Non c'è più. Romagnolo e Piero Bon non c'è più niente. Esatto. Non c'era il maresciallo che era un esperto di spritz, che ci metteva la soda. Esatto, la soda è l'originale, perché non c'era l'acqua casata, c'era la soda e il vino bianco. Sì, ma parliamo degli anni 40, 50 e noi... Tu hai 90 anni, Marco. No, è la storia vecchia dello spritz, ci parlo del 1800. Gli austriaci hanno dominato l'Italia fino al 1820. Giacomo, racconta, ma quanto bene ti vuole Fritz? Da 1 a 10? 9. 9 basta! Brutto E schifoso. la mamma da 1 a 10? Vabbè, il 100. Brutto schifosissimo. E tu quanto bene vuoi a Fritz? Non tagliarti la lingua, sennò poi non puoi più dire quanto bene vuoi a Fritz. Sì, anche pensare. 7. 7! Maledetto schifoso! Lucio, alla mamma adesso. 9. Bene, non dici Pia, porta a casa. Cosa deve essere una persona per arrivare a 10? Cos'è che devi fare? Cioè, deve farti vedere 9 10, tanti cosa deve fare la video. mamma? Io lo conosco. Per essere 10. Deve farti vedere, comprarti Come no? tanti giochi. No, perché può essere un motivo per Esatto. Per capire anche, sì, esatto. Cioè, spiegaci. Ora devo pescarlo. No, ma anche i pampini da casa che seguono vogliono capire la loro psiche inconscia cosa gli porta verso il 10. Cioè, Quello è il metro di misura. Bisogna solamente essere diversi. Essere diversi. Cioè, la mamma deve essere tipo un po' trans, un po' bionda. No. Diversa. No. Deve essere cinese. No, diversi. La vuoi cinese? No, diverso in senso di... Che cammina a testa in giù invece... No. Non so, spiega. Cioè, dobbiamo capire, è importante sta roba, Giacomo. Cioè... Basta che mi compri un po' di più giochi. Lo sapevo, l'avevo detto! Perché devo
Ricordati che è vietato il transito in fuoristrada e anche il gradino non è consentito. Infatti, se tu tipo vai un attimo in un campo, un attimo fuori dall'asfalto o apri un gradino, contemporaneamente dall'altra parte del mondo muore qualcuno. E benvenuto, questo è il mio nuovo strumento di lavoro, il MacBook Pro M1 da 16 pollici, 1 terabyte di SSD eccetera eccetera eccetera, e quello che avevo tanto sognato, sì, l'altro l'ho venduto.